E attenzione, sigla. Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. Siamo di nuovo live, l'ospite di questa puntata è Renato Minutolo. Ciao Renato. Ciao Stefano, ciao Daniele. Ciao. Sono molto contento che Renato sia finalmente ospite di Tintoria. Devo fare una premessa obbligatoria. Io mi trovo in una undisclosed location, non possiamo chiaramente dire il posto, è una questione di sicurezza nazionale, dove però internet non prende bene, quindi stiamo provando solo con l'audio e senza la webcam, perché altrimenti io laggavo. Qualora mi doveste sentire male, sarà Stefano continuare la frase. Esatto, sono io. Ecco fatto, il mio colpo di stato finalmente ha funzionato. L'hai spedito lontano in esilio, hai preso il controllo di Tintoria e rimane un ricordo, rimarrà un ricordo e una sigla di Daniele, ecco. Esatto. Maledizione. Ora ci sei, eri scomparso un secondo, ora ci sei. Eccomi. Vedi? Allora, come iniziamo la puntata classicamente, poi Stefano tanto è perfetto, perché come abbiamo conosciuto Renato, la storia si sovrappone, perché Renato appartiene alla covata di Natural Born Comedians, quindi noi siamo legati indissolubilmente a Renato da quell'esperienza straordinaria, forse la più bella esperienza di quando facciamo tatuaggio. Abbiamo un tatuaggio di Natural Born Comedians quell'anno lì. Le cicatrici anche, diremmo, visto il luogo in cui lo facevamo, in una bettola gestita da camionisti, non tutti con la dentatura perfetta, direi, non tutti avevano tutti quanti i denti. Ma con un umore altissimo. Esatto, molto simpatici. Tra l'altro il simbolo di Natural Born Comedians poi è stato tatuato sul braccio da un altro comico romano, si è fatto un tatuaggio molto simile, un comico che non era in Natural Born Comedians. No. Però questa è un'altra storia. Non diciamo il nome, non è proprio lo stesso simbolo, però è, insomma, il microfono dentro il pugno che poi era un simbolo che forse già girava in altri posti, cioè era un simbolo classico, però ci hanno messo il microfono, non so quanto... Dice il simbolo del white power, e poi ci hanno messo un microfono ed è diventato Natural Born Comedians. Forse sì. Tra l'altro io sono legato ancora di più a Renato, perché Renato è stata la prima persona che mi ha fatto fare uno spettacolo di un'ora. Ma dai! Sì, al Torino. A saperlo prima. Al Torino Stand Up Festival si chiamava, credo 4 anni fa. Mi chiamaste perché tipo Falcone non era venuto. Io perché mi ha chiamato, mi sa, non mi ricordo se tu o Stefano Gorno. Io mi sa. Mi avevi detto, noi chiamiamo sempre comici di cui siamo certi e poi uno che siamo incerti. E adesso il nostro comico qui non siamo sicuri, e io ho detto beh, perfetto, non vedo l'ora, e ho messo insieme un'ora e poi lo spettacolo andò bene per tutte le 14 persone che vennero. Sì, diciamo che erano ancora i tempi in cui fare una serata di stand up con eravamo stra esordienti, voleva dire portarsi a casa poco pubblico, ecco, perché comunque erano a pagamento, eccetera eccetera, quindi noi cercavamo di avere un calendario con qualche nome un po' più famoso, però i nomi più famosi 4-5 anni fa erano 4-5 e quindi riempivamo bene 4 date. Le altre erano ok, però vogliamo provarci lo stesso e abbiamo scelto alcuni di noi che all'epoca facevano ancora purtroppo poco pubblico. Oggi le cose sono cambiate, vero Daniele? Sono proprio cambiate. Una rivoluzione incredibile adesso, dove andiamo teatri pieni. Esatto, però tra l'altro adesso sono passati tanti anni e io ancora non metto il biglietto alto come lo metteste voi per il mio spettacolo a Torino, che costava 12 euro, e i miei amici torinesi vennero a vedermi e dissero senti, ascolta, sti 12 euro sono troppi, tu hai cominciato a fare stand up da 1 anno e mezzo, e io ho detto beh ragazzi, grazie del sostegno, mi ricorderò di voi.
Noi puntavamo anche a fare abbonamento totale, che costava poi tanto, cioè erano mi pare 6 date in 6 settimane, e c'era uno sconto enorme se andavi a farti, non so, tutte le serate di stand up. Il problema è che a Torino abbiamo un po' più di crisi economica, diciamo. Non è un mercato straordinariamente ricco, nonostante che il pubblico sia straordinariamente interessato, bello e attento a ogni movimento nuovo. Tra l'altro quella rassegna era sotto al Sibir, locale ristorante siberiano, che è leggenda per tutti noi che facevamo. Attenzione, abbiamo un aspirante comedian. Un piccolo minuto. Ecco, va bene. Ok, salutato tutti. Bene. Sì, ho detto, volevo capitare di tutto. Io pensavo di averla chiusa quella porta. Però vogliamo mantenere questa cosa frizzantina, non mi alzo e non la chiudo la porta. Vai, tienila aperta per farti capire come sono messo io, nonostante abbia spento la telecamera, poi ho fatto ciao con la mano, voi non lo potete sapere, il tuo figlio non sa che l'ho salutato, però io stavo là a fare e niente. Il potere dei bambini. Senti, ma il Sibir, cioè anzi il sotto Sibir, come siete finiti in un locale, in un ristorante siberiano? No, era siberiano, tipo. Era cucina siberiana. Cucina siberiana. Sì, è esattamente tecnicamente siberiano piemontese. A tutti e due. Però fondamentalmente sì, quindi carne buonissima. Come ci siamo finiti lì? Ci siamo finiti lì perché avevamo visto degli spettacoli che il Sibir ospitava del Fringe a Torino e ci piaceva molto questa location e abbiamo detto proviamoci e ci siamo buttati. Eravamo in un altro locale sempre molto sperimentale prima, abbiamo trovato questo e ci piaceva molto l'idea, no? di questa sorta di catacomba mattonata, faceva molto i tunnel Pietromicca che abbiamo a Torino e ci abbiamo detto ma è figo, anche se è rude, un po' spartano, l'atmosfera è contenuta, è bella. C'erano delle cose che non ci piacevano tanto, tipo che mancasse il bar sotto, ma perché per motivi appunto legati sia alla SIA che alla somministrazione di bevande non potevamo avere il bar sotto, perché sennò era adibito, se vi ricordate aveva tutto uno spazio laterale dove si poteva bere, cioè, e poi c'aveva il cunicolo, la green room era un cunicolo laterale dove non potevi toccare le pareti perché perdeva il calcinaccio e stava tutto il bianco addosso e tu dovevi... era molto figo in realtà che dal fondo della sala ti infilavi in un cunicolo laterale che non si sa chi veniva fatto scappare lì in antichità. Sembravano sono delle segrete, no? Ma se vedete la Torino sotterranea, cioè tutti i cunicoli che a Torino è identica alla situazione del Sibir, umidità compresa, perché comunque c'era anche il fatto che lì se appendevi una roba sotto quei cunicoli te la ritrovavi dopo fradicia e tu stesso rischiavi di ammalarti ogni volta che andavi a esibirti al Sibir, soprattutto se stavi 2 ore nei cunicoli ad aspettare il tuo turno. Però come situazione era molto molto carina, molto molto carina. Sì, quando noi eravamo venuti, eravamo io, Stefano e forse Frasca a fare una serata multipla un po' di mesi prima, e era la sala bella piena, gente carica che si divertiva, poteva ridere. Gente. Tipo 100 posti, quant'era? Sì, 100-120, dipende quanto volevamo farne stare nei limiti dell'umano. Prima che ci preoccupassimo di accalcare persone. Esatto. Lì potevamo morire in tanti modi diversi che neanche abbiamo ipotizzato. C'era quella cosa che facevate di dare poi dei santini, mi ricordo alla fine. Sì, guarda, per caso ne ho uno qua dietro. Ecco qua, aspetta. Ok. Sì, erano questi qua. Lasciavamo ogni settimana facevamo lo spettacolo, una card di uno stand-up comedian, quindi Richard Pryor, Gervais, e quindi avevamo il santino, data di nascita, di morte, ovviamente una piccola storia, la battuta migliore, lo spettacolo migliore, best jokes, cose così.
E lo facevamo proprio perché 5-6 anni fa ancora la stand-up non aveva tutto questo richiamo, soprattutto nel nostro pubblico, che però ha sperimentato. Per me c'è stato proprio un passaggio netto dal cabaret più tradizionale classico a buttarmi nel monologo di stand-up, e quindi volevamo anche pian piano, no, guardate questo spettacolo, vedetevi questo, eccetera eccetera. Infatti di questo volevamo un po' parlare con Stefano, avevamo detto chiediamo a Renato com'è stato arrivare alla stand-up, perché tu già salivi sul palco prima, quindi facevi per esclusione il mitico cabaret. Com'era il cabaret? Com'era fare il cabaret a Torino? Com'era la scena di cabaret torinese? Cioè, dove provavi, dove salivi, chi c'era, perché lo facevate? Con quale obiettivo? Ok, l'obiettivo ovviamente era sempre quello massimo, no? Cioè, Zelig. Io ho iniziato a 19 anni, una roba mostruosa, nel senso che andare sul palco molto giovane e ti trovi in un altro ambiente con quarantenni, fondamentalmente, è qualcosa che ti... Sì, però... E poi è stata la mia vita da sempre, ho vissuto con trentenni, quarantenni, sì, c'erano dei ventenni ogni tanto, ma fondamentalmente era un po' più vecchia la scena comica, una ventina d'anni fa. E abbiamo iniziato, e Torino è fortunata perché ha una sua sorta di Zelig, che si chiama Cab 41, che è un locale veramente storico di Torino, che fa cabaret tutti i giorni, praticamente dal lunedì al sabato. Adesso un po' diminuito, però fondamentalmente tu andavi qualsiasi giorno della settimana e c'era uno spettacolo di cabaret. E io ho iniziato proprio da lì, cioè ho iniziato con il mio socio che si chiama Filippo Losito, e che ha scritto anche un libro sulla stand-up, insegna con me a Comedy Studio, lavora per la Holden. E ho lavorato con lui appunto fino a 10 anni fa, E abbiamo iniziato da uno spettacolo scolastico, perché sapete i saggi di fine anno, tutti che portano le robe impegnate, oppure i testi dell'autore del momento, e noi invece abbiamo portato un pezzo comico scritto da noi che si chiama Johnny e Sonny, cani da pappina, no? Ed erano due italo-americani mafiosi che facevano il verso a Pulp Fiction, Le Iene, Mosche da Bar, I Bravi Ragazzi. E quindi in un liceo classico che era abituato a un certo formalismo e anche a una comicità, se quando c'era, abbastanza composta, sei una bocchinara, tutte delle robe pazzesche, no? Ma proprio quel gergo, quello slang tipico di Tarantino, no? Ci vorrebbe un repellente per negri per togliere la tua pasta, cioè robe che oggi sarebbero politicamente scorrette. Andavamo con questa roba qui, è stato clamoroso, cioè è stato un successo della Madonna, no? Cioè proprio al liceo è stato un successo, ci richiedevano lo spettacolo, l'abbiamo rifatto in giro finché hai detto: oh, senti Filippo, siamo comici, telefoniamo ai locali, e abbiamo iniziato ad andare per locali, quindi figure di merda tremende, perché prendi due giovani di 18-19 anni con questa roba qui che funzionava a scuola, pensavamo funzionasse ovunque, e lì ci siamo già resi conto della differenza tra un pubblico e l'altro, tra un locale normale, un locale dove fanno spogliarelli, insomma, ma noi proprio avventati, finché non siamo arrivati al Cab 41, che se non altro era un po' la mecca, no? Del cabaret. Ma ci siamo arrivati con spavalderia, cioè siamo arrivati con: siamo due comici, possiamo esibirci, e il proprietario: ma aspettate, ma chi siete? Siamo questo e questo. Lo siete minuto, l'avevamo già noi, siamo lo siete minuto. Parlo con la gente, perché lì c'era una gente che seguiva, e questo qua dice: ma che cazzo sono sti due qua? Fagli aprire un comico, chi c'è questa settimana? C'è Nello Iorio, non so se conoscete Nello Iorio. C'era il Nello Iorio quel sabato. Andiamo a fare l'apertura dello Iorio. Dopo 4 minuti di apertura dello Iorio ci volevano buttare fuori dal palco, no? A un certo punto usciamo dietro le quinte, noi avevamo preparato 2 pezzi, no? Stavamo per riuscire, il proprietario ha detto: vabbè, basta così ragazzi, bravi, basta così, ma abbiamo un secondo pezzo, basta così. Esce Nello Iorio e fa: ringraziamo i ragazzi, si faranno, non so come, ma si faranno.
E lì è stato un battesimo del fuoco, tant'è che poi arriva questa gente che grazie a Dio ci aveva, se non altro, intercettato e ci aveva limitato all'apertura, che ci fa, ma ragazzi, io una roba così non l'ho mai vista, cioè è proprio roba da villaggio. Io con i riferimenti che avevo all'epoca dico, vabbè, ma Paolo Villaggio non è così. Insomma, io grandi risate con Paolo Villaggio. Non avevo neanche questo slang, questo gergo per dire no, fai una roba da villaggio turistico. Però c'è del talento, c'è della roba, continuate a fare, qua facciamo un laboratorio ogni mercoledì e guardate gli spettacoli. Che abbiamo fatto? Ogni mercoledì provavamo un pezzo nuovo, scrivevamo da matti e ci guardavamo lo spettacolo del giovedì, del venerdì, del sabato. Tutti i comici che sono passati a Torino, bene o male, li abbiamo visti. Infatti ho una memoria storica di Cabaret, anche che non è, magari è un po' meno conosciuto, e devo dire che lì impari molto, in realtà, il mestiere della scrittura che lavora per sintesi, che è una cosa che molti cercano poi di ottenere, no? Cioè, la pulizia, e forse è per quello che alcuni dicono che è una scrittura un po' più tecnica, un po' più, no? Precisa, proprio perché lì era proprio battuta, risata, battuta, risata, battuta, risata, e se non c'era la risata è proprio un flop nel cabaret. Nella stand-up riesci proprio a cavalcarlo, dandogli magari uno storytelling, un significato. Cabaret, quando ti floppa una battuta, ti floppa una battuta. Ma forse questa cosa può intuirla uno che può fare one line come Stefano, cioè quando cicchi una battuta lo senti rispetto a quando magari non hai chiuso un pensiero stand up con una risata fragorosa, perché lì ogni appuntamento è un verdetto, diciamo, ed è una roba che ti fa star bene quando va bene e ti fa star di merda quando le cose non funzionano, ecco. Quindi questo più o meno è la mia genesi cabarettistica, che non rinnego per niente. No, certo, io te la invidio, figurati. Secondo me una delle lacune, quando poi noi abbiamo iniziato a fare stand-up, era proprio una sorta di snobismo nei confronti invece di piazze un po' più ruspanti e diverse. C'erano ancora dei falsi miti all'epoca sul fatto che il pubblico non fosse pronto alla stand-up, girava questa stronzata. Ma un falso mito che rimane anche dall'altro lato, cioè non è solo un falso mito degli stand-up comedian, è anche un falso mito che magari certi locali ti dicono no, preferisco fare cabaret, no, il pubblico non è ancora pronto, quindi è vero che c'è questo falso mito, però in realtà è da entrambe le parti che forse si deve un po' conoscere. Non hai visto differenza dal passare dal cabaret poi a fare la stand-up? Cioè proprio a livello anche sia di temi, di scrittura, ma anche forse di reazione del pubblico? A voglia, sì, no. A parte il fatto che quando ho smesso di fare cabaret e che io non mi sentivo proprio più bene a fare certe cose, cioè non riuscivo più a immaginarmi che cosa inventare, perché lì erano personaggi. Poi essendo anche duo, il monologo era escluso, quindi era tutta comicità di situazione. E non mi sentivo proprio più quegli argomenti, quelle cose, non ce la facevo più a scrivere. E quindi un passaggio è stato quello che, da che non riuscivo più a scrivere, passato alla stand-up comedy, mi sono ritrovato un bagaglio di roba che in realtà forse c'avevo sempre un po' dentro, non ho mai esplorato. Magari avessi scoperto prima la stand-up comedy, avrei forse anche iniziato prima con la stand-up comedy, no? E quindi quello. Secondo, devo dire che a livello di live penso di performare molto meglio come stand-up comedian che come cabarettista, perché certe cose mi rendo conto che io non le ho e forse non le avrò mai, cioè una cosa che io credo che non avrò mai, che facevo e che fai bene o male riesci a fare, però che mi interessa poco e che non mi piace tanto, e la parte dell'animazione col pubblico, cioè entrare in questa maledetta sintonia col pubblico, devi farteli amici nei primi minuti, quindi chiacchierare, invogliarli. Questa cosa nel cabaret c'era tanto e a me
mi pesava tantissimo. Poi essendo anche un duo, non è che puoi partire tac, sketch, devi come sta signora, tutto bene, bella camicia, l'ha comprata al buio, lei chi è? Lo stilista Ray Charles. È iniziata tutta sta collezione di cose, questo repertorio comune del cabaret, che però sono armi infallibili al 90%, ragazzi. Cioè, poi è una nostra scelta non tirarle fuori, però in certe situazioni ti salvano proprio la vita. Cioè, a volte io guarda, lo dico qua adesso, la userò, bella questa camicia, l'ha comprata al buio, qualora dovesse servire ti dico adesso che la userò. Beh, guarda, ho un manuale scritto con tutte le... Cosa diciamo in questi casi? Sì, è pieno di frasi così, ma che veramente ti aiutano a rompere la quarta parete. E quella roba lì non mi mancherà, la faccio in maniera diversa adesso con la stand-up, però diciamo che la soglia di attenzione un po' più alta nei posti che ti cerchi è un'altra cosa che apprezzo tantissimo nella stand-up comedy, e poi forse c'è anche esperienza in quello che ho fatto in tutti questi anni. Quindi per me il passaggio è stato pauroso, perché vi devo dire, io non è che ho staccato col cabaret e il giorno dopo, vai, sono un monologhista. Per farvi un esempio, io ero così abituato a fare cabaret in coppia che quando magari dovevo uscire solo io sul palco mi cagavo sotto. Cioè, solo io, 2 frasi, la paura. C'hai tu il palco quei 2 minuti, il tuo socio è dietro che si sta mettendo magari una zucchina in testa per fare lo sketch. Questa è la cosa bellissima che io adoro del cabaret, i personaggi, io li adoravo. Però quei 2 minuti da solo, incazzo, tensione, quindi non mi sarei mai immaginato di sostenere un'ora di monologo. Poi però ho fatto questa cosa per gradi. Finita questa cosa qui, innanzitutto ho iniziato a allenare un certo tipo di scrittura che non avevo mai esplorato, fondamentalmente quella satirica. Ho iniziato a scrivere qualche pagina web e ogni settimana sfornavo tante battute, e quello mi ha aiutato tanto a sciogliermi un pochino, sciogliermi da una parte e darmi sicurezza dall'altra. Poi ho iniziato a presentare gli spettacoli di cabaret, perché noi abbiamo una scuola, quindi ho l'esperienza necessaria per presentare, interagire, fare a spalla o comico nelle eventuali coppie. E poi ho detto, ok, questo è il tuo primo testo, e 6 o 7 anni fa, adesso non mi ricordo quando esattamente, penso più 7, abbiamo detto, proviamo a fare anche noi stand-up a Torino. Timore, come la facciamo? Chi siamo? 1, 2, 3, eravamo io, Franco Bocchio, Stefano Gorno, Elena Scione. Che salutiamo, perché siamo partiti da lì in uno sgabuzzino, praticamente in un circolo che si chiamava Noah, e ci siamo buttati lì, testi da 10-15 minuti, rotazione, ogni volta una cosa diversa. Abbiamo cercato di capire, perché dal modello Satiriasi, quello che si poteva fare. Noi infatti avevamo anche invitato e fatto delle lezioni con Filippo Giardini in tempi veramente lontani, quindi parliamo di 7-8 anni fa, a fare le lezioni di stand-up comedy e lo spettacolo. E per dirvi, all'epoca, 8 anni fa, avevamo 5-10 persone che guardavano uno spettacolo di Giardina, che oggi ne avrebbe 200, no? 300. Quindi erano proprio erano altri tempi, però ci credevamo tantissimo in questa cosa e continuavamo a fare sia questi corsi che a sperimentare. Quindi poi il passaggio è stato, che goduria, ma che figata. E da lì non ci siamo più fermati, io non mi sono più fermato. Ma i riferimenti alla stand-up erano americani, inglesi, oppure, cioè nel senso, quando hai detto, guarda sta roba che fanno qua, cosa guardavate? Chi guardavate? Allora, i miei riferimenti, io non lo so neanche esattamente come sia nato il guarda questa roba, però mi ricordo che tra le mie prime cose c'erano Carlin, X, Pryor, Ed Izzard, Doug Stanhope, e mi si era aperto un mondo che dico, che figata, ma guarda, e lì era proprio la prurigine del godimento, no? Cioè, perché scoprivi un linguaggio, un modo di fare comicità
abbastanza inaudito per l'Italia, per la scena del cabaret italiano, dove ti dicevano fai un monologo, cazzo, meno di 5 minuti. Noi guardavamo sempre con tenerezza chi diceva che era monologhista, perché sapevamo che negli spettacoli di cabaret, quando dicevi che era un monologhista, dici minchia, qua potrebbe essere una rottura di coglioni. E il 99% delle volte era una rottura di coglioni veramente, tranne pochi casi bravi di cabarettisti che hanno i monologhi fighi. Quando uno si cimentava per la prima volta nel monologo, minchia, era una cosa veramente che ammazzava il ritmo della serata se ti andava male. Quindi ho visto questi e dico, mi sono innamorato, eccetera, eccetera. E subito dopo, penso nella distanza di poco tempo, ho visto che anche appunto esisteva Satiriasi, no? Anzi, è stato proprio Stefano a dirmi, hai visto questi qua di Roma? Guardo e inizio a vedere dei video di Raimondo, Giardina, Montanini, e dico, ma che figata, ma anche qua si fanno queste cose qui, anche qua si fa la stand-up comedy, ed è stata una scoperta, da una parte rassicurante, dall'altra proprio dire, minchia, proviamoci, andiamo. Quindi questo doppio passaggio, cioè una consapevolezza di una comicità internazionale più legata a un atto pratico, concreto che si stava facendo qui in Italia, ha portato alla consapevolezza della stand-up comedy. Ma quindi c'è il mio percorso. Si può dire che c'è differenza quindi tra stand-up comedy e cabaret alla fine? Guarda, su questa cosa qui io dibatto spesso e ne parlo anche con i miei allievi. Io credo che sia una differenza molto, molto, molto legata all'Italia, no? Nel senso che magari verrà il giorno in cui questa differenza non esisterà più. Oggi ci fa comodo e serve, credo, questa differenza per indirizzare un certo tipo di pubblico ad uno spettacolo piuttosto che ad un altro. Perché fondamentalmente è questo, a meno che non vogliamo essere degli integralisti puristi di una qualche definizione di stand-up. La stand-up abbraccia qualsiasi tipo di monologo, no? Però credo che qua in Italia serva, perché c'è una bella differenza tra andarsi a vedere una serata di cabaret tranquilla di un certo tipo a una serata di stand-up. Dirò di più, abbiamo fatto degli esperimenti anche di serate miste, cioè dove c'erano pezzi di cabaret e pezzi di stand-up, e io ho notato che c'è sempre una certa difficoltà nel chi è in minoranza. Tipo abbiamo fatto delle serate tipo le nostre di banditi con qualche cabarettista, ma con dei monologhi belli, cioè non è che stiamo parlando di monologhi no, monologhi belli. Però a differenza della stand-up noti che proprio il baricentro è spostato nella scrittura e nelle intenzioni, nel fine, no? della battuta. Cioè, mentre da una parte c'è un certo tipo di racconto, di narrazione, dall'altra parte questo è assente. Lo senti nel cabaret che molto spesso è assente quel tipo di narrazione un po' più vera, e ti fa cadere un po' tutto quanto. Viceversa, ho fatto anche io delle serate in cui ero in netta minoranza, e andarsi a fare il pezzo, il monologo, che ne so, su problemi che ne so, il razzismo, uno dei tanti monologhi che facevo. Adesso non mi ricordo che monologo ho fatto un paio al Cavo 41, una serata completamente di cabaret, e vai dopo uno che ha parlato di scorregge per 5 minuti facendo ridere la sala, ma proprio cioè proprio era sua, no? Quindi in questa apoteosi entri tu con il tuo monologo impostato su certe dinamiche, no? E fai una fatica bestia. Non fai cagare perché hai mestiere, hai le battute che comunque funzionano, però molte robe passano inosservate, cioè il sottotesto, il non detto, quelle robe lì te le scordi, ma proprio tranquillamente. E invece è anche quello che ti prende nelle risate è decimato, è proprio, lo senti che è più debole. Tant'è che alla fine della serata davanti ai cabarettisti e mi hanno detto: scusaci,
Da noi è così che facciamo. Dico, non dovete scusarvi, sono stato io che forse potevo scegliere un monologo diverso, però si sono scusati con me e dico, non c'è niente da scusate. E dico, guarda, il pubblico qua è così, e non è il pubblico che qua è così, il pubblico gli hai dato della roba fino a un certo punto, se la sospendi per dargli altro, puoi essere il caso bomba che ce la fa lo stesso, Io non sono il caso bomba. Ma infatti forse il punto è quello lì, che in queste circostanze devi essere tu a capire la sala è così, e quindi gli porto un pezzo che magari è più leggero perché si è creato questa atmosfera. Sì, dipende. Adesso io non so quanti pezzi hai in repertorio. Io all'epoca, quindi un paio, 3 anni fa, avevo il mio spettacolo, magari avevo altri pezzi, avevo già scelto un pezzo veramente non pesantissimo, però per quanto io mi possa calibrare sulla scelta di quel pezzo, o esco dal pezzo e inizio a fare altro, o vado avanti col pezzo, perché tanto non è che gli ho fatto una pippa da 10 minuti, sarò stato 6-7 minuti. Vedi come va, vedi cosa succede, cerchi di dare il meglio col testo che hai. Secondo me su certe cose non puoi adattarti più di tanto, e forse non è neanche giusto che ti adatti più di tanto. No, secondo me, cioè io poi con Daniele abbiamo anche visto, cioè, eravamo con te, no, al Fringe, che c'era quel tipo a mezzanotte, c'era quello spettacolo con dei comici che presentavano, era tipo, e ci stava sia il monologhista, ma c'era anche tipo il duo comico, cioè in Scozia, non che ricordo. Che era quel posto dove si è anche esibito poi De Carlo, mi pare, l'ultima sera. Vabbè, sì, era quello per fare promozione. Sì, c'era questo duo comico che erano questi due inglesi vestiti proprio con la bombetta classica, no? E facevano una cosa che era cabaret, cioè quello che noi definiremmo cabaret, ma stavano all'interno di un contenitore che era tipo quello che per noi sarebbe un open mic, per dire. Certo. E ci stava, cioè alla fine lì tu non porti, poi vabbè, gente ubriaca che faceva casino a mezzanotte, quindi ovviamente non porti il pezzo impegnato, porti il pezzo che ti dà la risata ogni 30 secondi, però questo per dire un esempio del fatto che ci stava, cioè che ci sta anche in Inghilterra, comunque in questi posti dove esiste solo la stand-up, questa commistione anche di generi diversi. E poi c'era anche, mi sembra, quel comico che girava un po' di tempo fa, che era un comico disabile che non riesce a parlare, ma aveva tipo una voce meccanica, che faceva delle battute, che era girato tipo a X Factor o qualcosa del genere. Cioè c'era tutta una serie di gente con stili completamente diversi, con tutti questi ubriachi, e lì ovviamente ti devi adattare, non porti il monologo, secondo me, impegnato, ma devi fare una cosa così, insomma, per salvare capre e cavoli. Ma infatti, ma a parte che queste serate fanno benissimo, cioè nel senso che bisogna sempre farle perché ti sgrassano di brutto. Soprattutto all'inizio devi farne serate di questo genere, ma poi secondo me c'è una differenza se una serata è proprio varissima, cioè proprio varia, che lo sai già, che vedi di tutto, allora lì c'hai sicuramente una chance, anche se il pubblico è marcio. Se invece però è allineata su un certo stile, chi va veramente su altre note, o fa l'effetto, non lo so, tipo wow, che è sta roba, o fa l'effetto cos'è sta roba. È difficile che rimanga su quella linea lì. Poi per carità, magari anche in esperienza mia personale e incapacità di adeguarmi, lo metto anche in conto anche quello, però devo dire che è una difficoltà in più perché ti devi sintonizzare su altre frequenze, fondamentalmente. Certo. Renato, a te è mai capitato di fare le mitiche piazze? La cabarettista, sì. E come la cabarettista, sì. Come è andata? Perché io uno dei miei rimpianti è stato sempre quello di non aver mai fatto, cioè, poi quest'estate abbiamo fatto una pizzeria a Siracusa, data una ecco, meglio che non si è sentito. Completa la frase, Stefano. È meglio che non la si è intuito, penso. Ho sempre avuto quindi la curiosità di come sono ste mitiche piazze, ste mitiche sagre. Allora, io ne ho fatte. Pensate, ma anche da giovanissimo, ci sono anche dei video.
Perché quando avevo sempre sui 19-20 anni, facevamo parte di un'agenzia che gestiva i tour estivi dello Zelig a Torino, quindi immaginatevi nel pieno dell'apice e ci facevano fare le aperture anche lì, e quindi pezzi di cabaret, quindi sei abbastanza in sintonia, non aspettano te, però gli fai ridere e c'hai 3.000 persone davanti. È una botta pazzesca, se sei su quelle corde ti dà un casino la piazza, ti dà veramente tanto. Poi ho fatto anche altre serate complete, spettacoli con sempre il mio socio di piazza, e è una roba che è un po' più difficile da prendere all'inizio il pubblico, perché è distante, è difficile comunque andare a prenderselo e fare, no? Cioè fare interazione. Però detto questo, se vieni accettato, ti dà tantissimo la piazza, ti dà veramente tanto. Da stand-up comedian, ammetto, non l'ho mai fatta una piazza, e quando me l'hanno proposta ho sempre detto non sono da piazza, ma serenamente, cioè nel senso che so che quando una serata non è nelle mie corde non l'accetto, non faccio più come una volta che dico sì, vengo, faccio. No, adesso scelgo tranquillamente cosa non fare, perché è tanta roba, ciccare una piazza. Immagino che poi 3.000 persone in silenzio fanno più silenzio di 50 persone, cioè se non ridono in 3.000 per qualche motivo si sente di più. No, ma secondo me il fatto è che non è che non ridono, è che fanno altro, cioè parlano, si fanno gli affari propri. Vabbè, poi dipende che tipo di serata è. Cioè, ci sono le piazze che sono comunque a biglietto, e quelle che ho fatto io erano così, cioè sedie, tu entri dentro e quindi ascolti. Quello è un tipo di piazza. Se invece intendiamo la piazza come lì c'è un palco, chi c'è, allora lì è bolgia. Allora lì sì, è un altro tipo di avventura, ancora più difficile, ma lì mi sa che devi fare, lì devi stare sul monociclo. Devi fare tanto quella roba, signora l'ha comprata al buio, devi fare solo quella battuta, bella camicia l'ha comprata al buio, bella camicia l'ha comprata al buio. Finché non chiudi, fai 2 ore di camicia al buio e te la prima volta che la dirai nel 2021, perché mi auguro che sia nel 2021, un pensiero a Torino. Certo. Il prossimo live, in prima fila, il primo che parla, bella camicia l'hai comprata al buio, e poi dico, questa è dedicata a Renato Minutolo. Esatto. No, sembra che la uso io. No, penso solo a Torino. Senti, quindi tu hai fatto tutta questa peregrinazione, tutto questo percorso cabaret che poi muta in stand-up monologo, e poi però col bagaglio del cabaret, nel momento in cui è arrivato e ti sei approcciato a YouTube e a Facebook, hai detto, ma scusa, ma io ho fatto i personaggi, ho fatto la situation comedy, fammi usare questo bagaglio di esperienze per fare personaggi su YouTube, e tu fai 1 miliardo di personaggi su YouTube. Allora, sì, la domanda più banale è quale ti diverti di più a fare? Mi diverte di più a fare? Di solito è sempre l'ultimo, no? Okay. E quindi adesso c'ho la letteratura per rimorchiare che mi ha preso. Infatti molto spesso abbandono il resto e inizio a fare altre cose, e la gente mi dice, ma quello di prima? Però è una roba che dura poco, perché sanno che tanto non mi smuovo. Io non è che poi faccio neanche tanto sanno, io non faccio neanche tantissimi video, perché purtroppo è un mazzo tremendo, però mi diverte tantissimo, e questa cosa fondamentalmente è nata con la guida coniugale per vincere le tue litigate, che è più che un personaggio, un concept, no? di format, ed è nata proprio perché 3 anni fa dico, io su questa cazzo di pagina Facebook, ma che ci metto? Cioè, non volevo mettere i miei pezzi stand up innanzitutto, perché dico, la qualità non è il top di me che mi filmo, mettere dei pezzi che magari vado a fare non è molto utile. E allora dico, devo fare qualcosa, e allora mi sono comprato una telecamerina, ed è stata lì ferma 1 anno. Però c'era l'obiettivo, tu mi servirai. E poi un giorno mi sono svegliato e mi sentivo, facciamo sta cazzata, ma proprio
ma senti, facciamo sta cazzata. Non pensavo funzionasse così tanto. Mi sono proprio buttato giù giusto un canovaccio e mi è venuta la voce così improvvisando di Daverio, Filippo Daverio, ed è nata la guida coniugale. Filippo Daverio, che salutiamo. Salutiamo da qua giù, lui lassù. Esatto. Porto fortuna ai miei personaggi, diciamo. No, tra l'altro che con la guida coniugale tu, precursore di questa moda degli scacchi, Esatto, degli scacchi. Che adesso se non giochi a scacchi sei uno sfigato. Adesso i cool giocano a scacchi e tu sei scacchista, cioè tu sei, comunque sia, ti sono sempre piaciuti gli scacchi o sbaglio? Allora, gli scacchi mi sono sempre piaciuti a livello teorico fino a 8 anni fa, cioè tipo sapevo come il 90% delle persone che giocano a scacchi, cioè so come si muovono i pezzi, e giocavo delle partite pensando di saper giocare a scacchi. Premetto, non so ancora giocare a scacchi, se io affermassi una roba del genere. Cioè, penso di cavarmela, però c'è così tanto gap tra uno che sa veramente giocare bene a scacchi e uno che pensa di saper giocare a scacchi. È un mondo, ragazzi, dovreste scoprirlo, perché è veramente un mondo, il mondo degli scacchi. Guarda, ti dico, io ho fatto 6 partite con la mia ragazza, quindi più o meno so bene di cosa stai parlando. È veramente un abisso, perché lì ti rendi conto di quanti vari livelli ci sono di bravura negli scacchi, no? Sapete che c'è un punteggio Elo anche negli scacchi. Sì, che è una classifica worldwide. Una classifica worldwide che i motori anche ti calcolano in certo qual modo quando tu giochi a scacchi e ti posizionano in una certa fascia, così quando tu vuoi giocare giochi con gente della tua fascia. Però cioè, non so, anche scavallare quei 100 punti in più è un altro mondo, cioè se tu sei un 1600 e incontri un 1800 so cazzi perché incontri uno che è più bravo di te indubbiamente. No, cioè c'è il livello, c'è tipo il livello di potenza scritto prima. Ah, sì. Ma che bellezza questa cosa, cioè tu già sai, tipo nei giochi di ruolo, no, che c'hai quello con il nome rosso, vuol dire che è troppo forte e non puoi andare esatto. a combattere. Lì è il tuo scrupolo decidere, vado a farmi dare 2 mazzate da uno da 1800, che poi alla fine lo fai, ma perché 1800, se sei un 1600 ti sembra ancora raggiungibile. Tu che sei? Tu che punteggio hai? Io adesso ultimamente sto giocando alle 3+2, cioè alle blitz, quelle molto abbastanza veloci, perché le classifiche si dividono. Diciamo che in quelle a tempo un po' più rapido, che sono un po' più lunghe, sono sui 1800, nelle blitz sono sui 1600, nelle bullet, che sono quelle da 1 minuto, 1400. Un minuto tutta la partita o hai un minuto per ogni mossa? Un minuto a testa. Okay. Ma in totale, non a mossa, tutta la partita. Ok, cioè tu hai un minuto per fare tutte le tue tempo mosse. E il tuo avversario 1 minuto di tempo. Quindi muovo tempo. Ho messo 1 secondo per fare quella mossa, ne hai 59. Se finisci il tempo, perdi la partita. E la bullet, però fondamentalmente a livelli bassi è una roba del tipo ti faccio finire il tempo prima che altro. Sì, quindi avevo questa passione, poi mi sono innamorato appunto degli scacchi e vi consiglio di vedere, se vi piacciono gli scacchi, il canale Circolo Scacchistico Pistoiese, che lo gestisce un ragazzo che si chiama Davide Dolci, e lui non solo ti fa vedere le partite commentate, che sono una mia droga totale, ma ti spiega anche le aperture, le tattiche, le strategie, e ti racconta bene il mondo degli scacchi. Quindi io sono entrato in questo tunnel di 2 anni con Davido, e da lì poi penso che sia anche poi nata da guida, perché avevo l'idea di questa cosa litigata scacchi, ma non avevo le competenze necessarie per fare una cosa del genere. Casualmente mi sono poi veramente innamorato degli scacchi, ho ripescato quegli appunti e da lì ho allineato un testo comico a tecniche e strategie corrette nel mondo degli scacchi. Cosa che notano il 5% di quelle che... infatti questo volevo dirti, gli scacchisti ti dicono complimenti per la precisione della... Sì.
o quando magari faccio una cazzata perché magari mi sono sbagliato, ho messo una roba nel posto sbagliato. Però sì, infatti mi ha intervistato poco tempo fa un gran maestro di scacchi, grande sogno, italiano. Sì, sono, diciamo, generalmente chi gioca a scacchi o chi ama gli scacchi mi segue o mi mette dentro i suoi gruppi di scacchi. Tipo sono dentro un gruppo che si chiama Scacchisti al settimo elo. queste finezze, se volete. Ma ci sono anche altri comici che giocano a scacchi, mi pare, tipo Falcone, forse. Allora, diciamo che con il Comedy Chess volevo proprio fare entrare tutti gli artisti, volevo fare una roba goliardica con gli scacchi. Non siamo in tanti. Falcone ne ha fatta solo una, purtroppo. Non gioca tanto a scacchi Falcone. Ci gioca di più. Parla tanto, gioca poco. Ma lui è un uomo da Monopoli, ragazzi, cosa volete dire? Gran maestro. Affida la vita al caso e ci riesce, perché no, grande Nicola. Baratterei il titolo di campione del mondo di Monopoli con le mie piccole competenze degli scacchi. No, scherzo. Comunque c'è Sapienza che gioca a scacchi. Giusto, Sapienza. Non l'ho visto tanto quest'anno, però Sapienza gioca a scacchi. Filippo gioca a scacchi, Giardina. Con lui ogni tanto gioco, generalmente mi prendo mazzate, però siamo lì. Siete allo stesso livello, quindi anche lui... Sì, siamo lì. Secondo me, lui dice che io mi faccio prendere un po' dall'emozione, che sarei più forte di lui. Secondo me lui è più forte di me, in realtà. Però, vabbè, comunque siamo lì. Ok. Poi chi c'è? Vabbè, il grande Andrea Daguan gioca a scacchi. Ma dai. Sì. Penso di avere un contratto con Comedy solo perché ho la passione degli scacchi come lui. Poi... perdi, tu che fai come Fantozzi che stai... No, non ce la fa. No, lì io veramente uso anche i trucchetti, cerco di tutto quando giochiamo live. No, faccio sempre tutto per vincere. Poi chi c'è che gioca a scacchi dei nostri? Conforto forse ha giocato una volta, però non gioca tanto Conforto. Ma siamo pochi, siamo questi qua, ragazzi. Siamo questi. Se volete, guarda, quando vi aggiungerete, chiamatemi. In futuro saranno tantissimi, perché adesso tutti giocano. Io non conosco persone che non hanno cominciato a giocare a scacchi. Dopo Queen's Gambit, o forse già c'era un movimento, ma tutti giocano a scacchi. Bisogna vedere quanto questa cosa... Io sono felicissimo, innanzitutto. Bisogna vedere quanto questa cosa sia la passione del momento, perché gli scacchi non è il Candy Crush che ti appassiona un attimo, cioè... all'inizio potrebbe anche essere faticoso, no? Perché lo vedi come impegno. In realtà, ragazzi, per me è stata una droga. Cioè, una volta che inizi a giocare a scacchi, una partita ti tira là. Se entri in quel tunnel sei rovinato, sei veramente rovinato, perché è veramente un gioco stupendo. Penso che sia il gioco per eccellenza. Io ho giocato molto ai videogame, gioco ancora ai videogame, però quando ti trovi davanti agli scacchi e dico ho 10 minuti di tempo, che faccio? Apro Civilization, oppure faccio una partita di scacchi, faccio una partita di scacchi. E la vera dimensione ci sta quando, non so, io ad esempio guardavo le partite commentate, no? Ci sono dei canali appunto come quello che vi ha detto David Dolci o Agad Mador, che è un canale penso croato, di uno che ha 1 milione di iscritti, dove ti fa vedere una partita e per 20 minuti te la commenta. Io sto lì a guardare partite, e quando Gorno magari viaggiamo insieme a qualcun altro mi vede che mi guardo le partite di scacchi e mi pensa questo è un matto, è scemo. In realtà c'è veramente tutta una, cioè non solo è sport, è poesia, è arte, cioè una partita di scacchi bella e piena di emozioni, ma sembra una roba assurda da dire perché mi rendo conto che però è veramente arte da un certo punto di vista. Penso sia anche sdoganato ormai, dai. Cioè, comunque io passo diverse mezz'ore a guardare invece le partite di picchiaduro, anche lì o commentate o comunque o da chi gioca o dai professionisti, diciamo, e alla fine comunque ti appassiona, quindi io capisco chi
le persone a cui piace lo sport, perché vedo gente che gioca ai videogiochi e si fomenta per delle combo, per dire. Quindi immagino sia una cosa, insomma, cioè ormai ci sta negli scacchi c'è anche c'è ancora più dignità negli scacchi, perché comunque essendo un gioco antichissimo è un po' che uno lega a un senso di intelligenza, ma anche se poi un po' di prestigio, cioè una cosa da persone, non lo so, cioè c'è un immaginario per cui gli scacchi sono per persone, userò la parola aristocratiche, capite? Sì, ma io credo che sia uno dovuto dalla profondità del gioco, no? Cioè, che nonostante che adesso ormai i motori, le intelligenze artificiali siano qualcosa di imbattibile, no? Per un essere umano, cosa che non era fino a una ventina d'anni fa. Anzi, non lo so, forse 30 anni fa. Non lo so quando è iniziato la macchina a prendere veramente sopravvento. C'è il famoso caso di Kasparov che ha perso contro il computer, che però si pensava che, non so se avete mai letto di questa cosa. Sì, perché è anche materiale da settimana enigmistica questo, come si chiamava il computer, come si chiamava Blue, non so cosa, no? Sì, anche me Blue, adesso magari qualcuno lo dice, adesso non mi sfugge. E quindi ha una vastità veramente di opzioni, di aperture, di mosse, la profondità di calcolo. Sono delle cose che se tu guardi una partita di un professionista, se non hai il commento di uno che te la spiega, a quella roba lì non ci puoi arrivare. Deep Blue, bravo Adriano. Deep Blue. Tu non ci puoi arrivare se non hai quella profondità di calcolo, perché ha fatto quella mossa. Non è come magari, che ne so, il calcio, ci arrivi che uno ha fatto un cross del cazzo, oppure che se crossava dall'altra parte c'era... Negli scacchi ti serve proprio uno che ti fa la parafrasi della partita, no? Serve il testo a fronte. Serve il testo a fronte, per me, poi magari a certi livelli non ti serve neanche il testo a fronte, però c'è uno che comunque si è fatto uno sbatti di dire questa è la partita, queste potevano essere le varianti, perché non ha fatto quella mossa, e ti fa vedere due varianti possibili se faceva un'altra mossa, quindi le 5 mosse successive se uno muoveva un pezzo piuttosto che un altro. Quindi è una profondità di gioco pazzesca, e poi secondo me ci si scontra con l'intelligenza scacchistica, no? Che è qualcosa di crudele e spietato, dove se sei il numero uno sei il numero uno, cioè non esiste fortuna o caso che ti aiuti, no? E infatti è spietato come sport. Kasparov diceva che era uno degli sport più violenti del mondo, perché quando ti battono a scacchi è una roba che ti fa male anche proprio personalmente, sei stato sconfitto da un'altra persona. A livello intellettuale, sì, proprio. Poi non so quali siano tutte le componenti, perché ci sono persone intelligenti e che magari con gli scacchi non ci quadrano niente, però i veri top al mondo sono veramente una decina. Sotto c'è magari un abisso tra i migliori 10 del mondo e quelli che vengono dopo. Adesso ho detto una cifra a caso, però questo è l'ordine delle idee. Quindi questo fatto che però comunque ormai la macchina, cioè non potrei mai battere la macchina, come è vissuta? Ha superato per sempre l'uomo, come è vissuta questa all'interno del... È vissuta da un certo punto di vista bene, nel senso che con l'intelligenza artificiale che ha superato il motore che combatte di calcolo puro, quelli che vengono definiti i motori muscolari, cioè quelli che considerano tutte le varianti e cercano una mossa tatticamente più corretta. Ecco, l'intelligenza artificiale è oltre quello, perché ha una parte di strategia che la pura tattica magari non vede. Questo proprio per semplificare all'osso. È vissuta bene. Perché è vissuta bene? Perché è uno strumento di studio pazzesco. Cioè, adesso uno scacchista che si mette a prepararsi per un campionato o per studiare delle varianti ha dei motori scacchistici che lo aiutano a trovare il percorso migliore, che ne so, in apertura. Questo è il percorso migliore. Questa è la seconda variante più performante. Questa è la terza. Infatti vedi adesso nelle grandi partite con i grandi campioni, non so,
campione del mondo Magnus Carlsen, che magari non usa la linea principale, ma ti va a prendere la terza opzione di apertura più usata per entrare in un posto dove magari l'avversario non ne esce facilmente, e lì è tempo, tutta roba. Quindi si è come trovata... diceva il grande Michael Tal, scusate, è l'abilità di portare il tuo avversario in una foresta così stretta che alla fine ci esci solo tu, ecco. Quindi si è trovata questa amicizia tra uomo e macchina, cioè la soluzione è stata non la lotta ma la collaborazione. Esatto. È come ci insegna alla fine di Matrix. Speriamo che accada lo stesso tra stand-up e cabaret, allora, che a un certo punto possano fare come uomo e macchina, unirsi per creare un uomo-macchina. Allora, siamo quasi arrivati al marchio dell'ora. Stefano, vuoi fare la domanda tradizionale che di solito faccio io? Quale? Quella della droga? Sì. No. Ti droghi, Renato? No, non è così. Allora, abbi rispetto dei consumatori e della legalizzazione. No, falla tu, che tu sei più ma se poi lagga, se poi lagga cerco di completarla io. Prova. Allora, Renato, non so se sai che Tintoria è il podcast della legalizzazione. Io prima chiedevo a ogni ospite cosa ne pensasse della legalizzazione della cannabis, però questa domanda non mi dava soddisfazione. Quindi la domanda che faccio adesso è: che rapporto hai o hai avuto con la marijuana? E facendo tu il comico, se hai avuto un rapporto con la marijuana, hai notato una certa connessione tra l'utilizzo della marijuana e la creatività? Allora, il rapporto è stato molto turbolento in età universitaria, fine liceo in età universitaria, nel senso che se parliamo di fumare in generale, perché marijuana io non è che ne vedessi tantissima, ecco, nello specifico. Sì, mi è capitato ogni tanto, però quello che si trovava. Diciamo che avendo io la pressione molto bassa, la cannetta serale che capitava sempre dopo le serate di cabaret e anche non dopo le serate di cabaret, mi ammazzava, mi buttava giù, ed era una roba che forse io non ho accettato per troppi anni, 4-5 anni, finché ho detto: sentite, io non fumo più. Ciò nonostante adoravo questo momento di convivialità, di farsi girare la sigaretta, cioè, e di fumare insieme, e anche il profumo, cioè tutte cose che ho sempre adorato. Il conveniente era che quella roba lì mi ammazzava, 2, mi rendevo conto che tutte le mie più grandi paure del mondo emergevano, venivano a galla, no? Ed è secondo me molti dicono: ma è un lato negativo della canna, no, quello è un lato molto positivo, cioè la canna ti sta ricordando che tu stai sottovalutando tremendamente degli aspetti della tua vita che durante il giorno con lucidità riesci ad accantonare, perché hai la forza di accantonare. Quando ti fumi una di quelle cose lì, le difese si abbassano e tutte le tue paure più grandi si concretizzano e rimangono lì, tra il collasso e la depressione. Sì. Ed è una situazione che veramente non ti stacchi dalla pelle per troppo tempo, che a un certo punto ho detto: no, basta, non posso più permettermelo. Però mi ha sempre fatto dire anche questo, cioè sistemati un po' sta vita, Renato, perché non è possibile che... Io l'ultima volta che abbiamo fumato, ragazzi, insieme è stata forse stand up comedy, eravamo in stanza con Stefano, Falcone e tu, Daniele. Può darsi, ma è stata una sera che Nicolò ha spaccato una sedia, è caduto su una sedia, ha spaccato la sedia, eravamo in camera mia. Ma a Roma? Mi ricordo... No, a Milano. Eravamo a Milano. Io mi ricordo sicuramente... no, sai chi c'era? C'era Fabbri. Ed è stata una serata pazzesca, perché ovviamente Nicolò fa girare questa cosa qua. Io mi faccio le mie 2 note, va bene, perché non voglio... Però a un certo punto sono entrati i miei mostri, no?
da una parte sentivo Daniele Fabbri che parlava del suo lavoro di stand-up comedian, no, io almeno un pezzo lo faccio, lo preparo e lo devo provare almeno in 5 posti diversi per essere sicuro che funzioni. Dico, cazzo, io tutto questo lavoro non lo faccio. E mi veniva questa cosa qua. Falcone che diceva, ragazzi, io non lo so, ma io quasi quasi non mi dedico solo alla stand-up, mi serve un lavoro fisso, perché cazzo c'è una famiglia, e io che non ho un lavoro fisso, Rapone non diceva un cazzo, non mi rassicurava però neanche. Ogni tanto guardavo il minibar in attesa di beviti una Coca-Cola. Io quella notte lì ho passato una notte tra cazzo, non ho un lavoro, non ho un contratto, stand-up comedy, il futuro, per quanto tempo lo vuoi fare questo lavoro? Perché poi quando sei anche in stanza con Falcone, al di là della canna, lui ti mette certe pressioni che ti fa pensare a lungo termine in un momento in cui sei disarmato, no? Per pensare a lungo termine. Ti chiede questo lavoro per quanto lavoro pensi di fare, per quanto ce la farai, no? Tutte queste cose qua. Sì, il Falco ti viene a prendere. Falco ti tira fuori tutte le cose, tipo, ma quanto lavori per Comedy Central? 4 anni? Adesso dovresti andartene, dopo 4 anni prendi il tuo curriculum, cambia vita, perché dopo 4 anni o cambi lavoro o la gente penserà che tu sei scarso in quello. Ma no, ma come? E ti mette tutta questa serie di ansie, Nicola, che salutiamo, Nicola, che salutiamo. Mi ha messo tutta una serie di paranoie e di ansie quella notte, che mi è nato innanzitutto un pezzo bellissimo che ho fatto appunto sulla droga, proprio sulla canna, però che non riesco a utilizzare io più di tanto, se non appunto il tiro in amicizia, perché non riesco a resistere. Guarda, praticamente è la stessa esperienza che ho avuto io. Ma forse tu, guarda che la assorbi meglio di me, perché... No, ma io pure ho smesso, non sì, so che hai smesso. Però forse tu potevi farcela ancora un po', non lo so. O no? Potevo tenere duro, può darsi. Forse tu ce l'avresti Falcone. È colpa di Falcone che vi fa smettere a tutti con le paranoie. Sono d'accordo con te che però le paranoie sono in realtà utili. Cioè io per un sacco di tempo le ho usate anche, cioè dicendo ok, ho paura di questo quando fumo, come mai ho paura di questo? Sistemiamo questa cosa, questo aspetto della mia vita. Però dopo un po' è vero che ti resta addosso quella paura e quella paranoia, e dopo un po' ho deciso anche io di liberarmene. Mi sono fatto anche in gioventù, ne fumavo veramente, ero molto di più, ho fatto anche delle robe scellerate che erano da carcere, francamente. Però hai picchiato un marocchino per impossessarti la sua droga? No, non lo so, io con mio socio ci facevamo dei viaggi per andare in vacanza, ma con delle robe accrocchiate alla macchina, che se ci avessero fermato sarei stato nel gabbio come spacciatore, cioè, c'era anche quella follia lì. Però quando succedevano quelle robe, se mia moglie che mi dice basta, quando succedevano quelle robe, ovviamente magari erano dopo una serata, mi sono fatto figure di merda, che non so, con artisti, con altra gente, perché magari tu sei azzerato e quindi sei lì che hai paura di collassare. Non so se hai mai avuto paura di collassare, Daniele. Io non sono mai collassato, ma ho sempre avuto paura di collassare. Io anche mai collassato, però se lì dici adesso cado, sei in piedi e dici adesso cado. Mi viene da dire, scusami, ma ti tieni per i capelli, ecco, io non so se... io veramente a volte dico, sono in piedi per miracolo, non sto collassando per miracolo, con quale forza sono ancora vivo? Quindi dopo i 24 ho detto basta, ma perché devo stare male? Basta. E non ho mai utilizzata per scrivere, assolutamente. Ah, ok, vedi. Ma neanche bere, cioè una scrittura estremamente lucida. Sì. Bene, grazie del contributo, sono molto soddisfatto di questa risposta esaustiva e colma di esperienze. Allora, siamo andati molto lunghi perché ci siamo divertiti, ma allora faccio una sola domanda da Instagram che mi piace, di quelle che mi hanno fatto per te, e poi se ne facciamo un paio di quelle che hanno fatto qua su YouTube e poi chiudiamo, anche perché dobbiamo tutti cenare, eccetera, eccetera. Hai mai avuto incubi o fatto sogni in cui c'erano i tuoi personaggi? No. Forse ho sognato Recalcati,
Quello sì, Recalcati l'ho sognato. E non mi ricordo però più per cosa, ma Recalcati l'ho sognato. Sì, Vedi. è capitato. No, perché certe volte entri così nel personaggio che diventi quel personaggio. Mi rendo conto che molte robe me le prendo. A volte un Recalcati è solo un Recalcati, come diceva Freud. Così diceva. Esatto. Stefano, vuoi fare un po' di domande di queste della colonnina destra? Ma non scrivono niente questi. C'ho una domanda io. Io in genere faccio qui la domanda su Dragon Ball, però tu mi sai che non sei della generazione che si vedeva Dragon Ball, giusto? Ma io in realtà sono della prima... Io ti stupirò. Io ho amato le prime stagioni di Dragon Ball. Quando era piccolo. Quando era piccolo. Io non so quanti anni avevo, 10, non lo so. Quindi la sigla... Certo, quella originale. L'unica vera sigla. Le prime stagioni io le ho adorate e mi incazzavo perché su Italia 1 le seguivo tutte, poi c'era l'ultima battaglia del secondo torneo, finiva la serie e non lo sapevo, ne mancava una, non riuscivo mai a vedere il finale forse della seconda stagione e mi incazzavo a bestia perché mi piaceva da matti quel torneo, no? Dove c'era poi scoprivi che il genio delle tartarughe era anche uno che dava ammazzata a destra e manca. E quindi io le prime 2 serie le ho guardate e le ho adorate. Poi dopo mi sono strafermato, non era per me, ero più della generazione forse il Lamu, come si chiama? Tekkaman. Certo. Quelli lì. Ed era in quello spirito i primi 2 Dragon Ball. Perché faceva morire da ridere anche. Sì, era più buffo. Ma poi l'hanno un po' ripreso nell'ultima in Super, un po' al lato più buffo. Quindi, cioè, se ti chiedo il personaggio preferito, sono pochi magari. No, dico, qual è il tuo personaggio preferito? Allora, vediamo se indovini. Che ne so. È uno che faceva morire da ridere. Che non sarà anche tu Krillin, penso, no? No, Krillin era anche abbastanza stronzetto nelle prime 2 stagioni. È vero. Io me lo ricordo che era abbastanza antagonista Sì, parte che è più cattivo. Mi faceva da matti il genio delle tartarughe. Immaginava, stavo per dire, però non volevo dirlo. Vabbè, giustamente. Il genio delle tartarughe mi sono fatto perché poi era qualcosa di diverso. Cioè, a un certo punto vedi uno che se vede le chiappe di sangue dal naso, un vecchietto. Che oggi sarebbe Me Too. Oggi è Me Too. Oggi sarebbe Me Too. Sì, ne avevamo parlato che il genio delle tartarughe, il maestro Muten, è ancora, per ora è sopravvissuto al Me Too, nessuno l'ha messo, non è stato cancelled. Esatto, ancora non l'hanno... Ma dovremmo mettere sotto processo tutti i cartoni animati giapponesi, da Gigi la Trottola. Esatto. Siamo cresciuti così, non siamo cresciuti così male alla fine, nonostante gli esempi. Ancora ce la caviamo. E quindi invece no, allora ti faccio quest'altra domanda che magari sei più specifico. Tu sei un grande fan di Star Wars. Sì, giusto? Star Wars, Signore degli Anelli anche. Però siccome abbiamo già parlato con Eleazzaro del Signore degli Anelli, facciamo il lato fantascientifico stavolta. Quindi qual è il tuo personaggio preferito invece di Star Wars o quello con cui ti identifichi di più? Non mi sono mai identificato con niente. No, identificato poco. Vabbè, il personaggio preferito ovviamente nella prima trilogia potrei dire Fener, Vader, adesso vado a usarlo in maniera corretta, Vader. Anche se Han Solo è sicuramente uno di quelli che mi porto nel cuore. Io sono uno di quelli che è rimasto molto, nonostante ha visto tutto, sono proprio rimasto spaccato tra la vecchia trilogia e il sequel. La vecchia con cui sono nato, che avrò visto 1000 volte prima che uscisse qualcosa di nuovo, cioè. Perché mi sono fatto 20 anni con gli stessi 3 film per una vita, no?
Il prequel, quelli che vengono subito dopo, ho detto vabbè, ok, ma il sequel è una cosa che non riesco veramente a digerire mai da nessun piano, da nessun punto di vista. Cioè hanno, dal mio punto di vista, non so se serve agli amici di Tintoria, ma hanno ammazzato lo storytelling, la narrazione di una saga, ma proprio l'hanno piallata ad un livello basic di confronto. Io neanche ho visto l'ultimo, cioè io il 9 non l'ho mai visto, io pure i primi 3 Star Wars l'ho visti 1000 volte, e a me piaceva pure invece i 3 dopo, perché sono usciti che io ero abbastanza piccolo da godermi la corsa degli sgusci, e Jar Jar Binks, e poi invece l'ultima trilogia neanche l'ho finita di vedere, perché ho detto vabbè, questa l'ho trovata una porcheria. Sì, fa troppo male, secondo me, fa troppo male, perché ma cazzata, una roba che non mi ha fatto dire, io non posso più vedere una roba del genere, nonostante l'abbia poi visti tutti, ma muore Han Solo, esce Rey, incontra Leila, abbraccia Rey, e Chewbacca, compagno di una vita, non viene abbracciato da Leila. Ma Chewbacca è stato con Han Solo una vita, ma che cazzo è sta Rey che devi abbracciare? Scommetto che hai sofferto. Lì c'è un mostro di 2 metri peloso, coccolone, che ti ha salvato il culo in 1000 occasioni, non se l'è cagato di pezza, Ma come fai a non vedere una roba così e prenderti cura di tanti fan che comunque hanno seguito questa storia creandosi dei mondi? Perché noi che abbiamo vissuto, anch'io il prequel me lo sono goduto che ero abbastanza giovane, quindi te lo godi anche con minchia, guarda cosa gli riescono a far fare, minchia, guarda questi combattimenti, non è proprio il tin della vecchia trilogia. Cioè, nonostante ci avesse degli squilibri narrativi, secondo me tutto sommato era accettabile. Ma adesso è diventato veramente, ha perso l'avventura, ha perso l'umorismo, è tutto scontro, bene, male, forza, lato oscuro, impero, ribelli, dove era di più una volta Star Wars. Sì, infatti la cosa... le senti come mancanza a livello narrativo, non puoi fare finta di togliere degli elementi che vanno sui sentimenti e mettere dei simulacri come sentimenti, la spada laser, chissà di chi è figlia. Iniziano già con i grandi misteri. Tu vedevi Luke Skywalker, non aveva i genitori, non è che ti facevi ste pippe, chissà che fine hanno fatto i suoi genitori, no? È un contadino, vive con gli zii, saranno anche cazzi suoi, no? Gli distruggono il pianeta, non ha più dove cazzo andare, non è che ti fai sti lacrimoni che gli hanno ammazzato gli zii, si stai male, ma poi parte già subito un'altra parte e va a distruggere una cazzo di morte nera e sei esaltato. Episodio successivo ti sei dimenticato praticamente tutto il suo dramma e vivi già sul suo addestramento, ma con altre storie d'amore tra Leila e Han, cioè era una roba più movimentata a livello emotivo. Questa qua è tutto stucchevole. Poi non vorrei fare la figura del boomer, perché magari molti dicono no, ma questa è figa, è bella, siete voi che non la vedete così, ma io credo che oggettivamente non si possa difendere. Purtroppo non hanno un esempio di un prodotto fresco, perché mi rendo conto che se tu ti guardi la vecchia trilogia adesso è lenta, non ha quei ritmi, è un modo di scrivere che c'era 40 anni fa, è ovvio che è un altro prodotto. Sì, pure se sei abituato ai film di adesso o ai videogiochi, vedere quel tipo di effetti speciali, dici, beh certo, però questi sono pupazzi. Sì. Ma non ce la fanno a ripetere quell'esperimento di sceneggiatura, perché secondo me da una parte vai a ricalcare le possibilità che aveva offerto, che ne so, Lucas in un'epoca in cui cosa cazzo è una spada laser, ma cos'è un viaggio nella velocità a luce, un pianeta, cioè, quindi vai a riprendere in realtà tutte delle robe che usava già lui e li riproponi migliorati in altre cose, però non stai dando nulla di nuovo. Se non ci metti quella cosa, quel motore in più, no, poi il fatto è che il primo film nuovo hanno ricalcato veramente la storia del primo, cioè questa è la morte nera, questa è la morte però più grande, cioè hanno fatto quella cosa. Quella distruggeva un mondo alla volta, questa ne distrugge 10 alla volta.
Cioè, comunque è proprio brutto anche a livello... cioè, ok che deve essere un momento di passaggio tra la vecchia trilogia e la nuova, però sembrava, non so se avete visto Febbre da cavallo, La Mandracata, no? Che Visto era al lo cinema. stesso... Io pure, che era lo stesso film del Febbre da cavallo originale, con le stesse gag, però con alcuni personaggi un po' diversi, però c'erano tipo le stesse gag rimesse. Cioè, sembra la stessa operazione che hanno fatto nella trilogia. E poi c'era questa cosa che comunque che a me mi infastidiva, che c'era di nuovo tipo l'impero, praticamente. Cioè loro erano comunque... Sì. Cioè, è come se avessero cancellato tutti gli sforzi fatti nella trilogia vecchia, perché loro comunque erano ribelli, erano diventati comunque... avevano abbattuto l'impero, però adesso invece era di nuovo... Cioè, tutto come prima, quindi hanno Questa proprio... cosa qua è veramente frustrante, effettivamente. Cioè, Sì, nel senso che annulli una storia passata, cioè vai a parare su altre cose, oppure lascia stare gli Skywalker e fai un'altra storia. Ma perché, ma... tra l'altro, io da grande appassionato ho fatto anche molto gaming su Star Wars. C'era un gioco Ecco, perfetto. che Chiudiamo sul gaming di Star Wars. Vai. io ho adorato Knights of Old Republic, sia l'1 che il 2. Uno perché, vabbè, potevi prendere o un Jedi che poi diventava un Sith, o rimaneva sul lato chiaro, però aveva delle storie pazzesche, bellissime. Chi parla ancora oggi di quei due giochi lì parla di due pietre miliari nel gaming, non solo perché come gaming era divertente, ma perché offriva degli scenari narrativi veramente fighi e belli da raccontare, e c'è tutto un mondo volendo da esplorare su Star Wars, che forse adesso faranno con le varie serie che stanno per uscire, che però io non so per quale motivo, ho letto che ci sarà qualcosa di completamente diverso, ma vanno sempre a indugiare in quel periodo, no? Vanno sempre in quell'arco di tempo narrativo in cui stanno cercando veramente di prendere ogni singola pietra preziosa. E poi io dico, ma voi andate a cercarvi la cazzo di pepita minuscola nel fiume, avete Darth Vader, no? Ma porca puttana, ma fatemi una serie solo su Darth Vader. Ma è quello che aspettiamo ogni volta che c'è un film, è quello che ci ha fatto godere in Rogue One e in altre cose, è quello che aspettavo alla fine del terzo film dei prequel. Io mi aspettavo di vedere un po' Darth Vader che ammazzava qualcuno, invece no, si vede soltanto che fa no, ma è tutto qui, Cartoccia no, tutto, sì. il no, cioè questa cosa qua, questo mi hai dato questo, vabbè, potevi fare di meglio, però sono quelli che sono andati meglio. No, usate questo personaggio della Madonna che avete, ma cosa, perché non lo fate? Non riesco veramente a concepire. Mentre nel gaming molte robe, i Cavalieri della Vecchia Repubblica, un modo di... Io sono così malato che mi sono anche letto dei libri, figurati, ragazzi. Ci sono delle storie molto più belle in giro. Chissà perché. Forse perché Disney, non lo so. Forse Disney non era pronta a raccogliere questa legacy. Ma tanto secondo me spremeranno talmente tanto sai che... che forse era prontissima. Forse era prontissima dal suo punto di vista, fa la fabbrica dei film, tutun, poi tanto Renato se li vede, quindi tutun. Però io ad esempio non li ho più rivisti, cioè nel senso che magari una volta poi compravo anche, cioè io non gli ultimi 3 li ho visti una volta e basta, cioè non ce l'ho fatta a rivederli. Cioè la cosa più bella che è uscita è stata Rogue One. Secondo me anche Solo è migliore dei film che hanno fatto, perché è già un po' più articolato. È più bella sicuramente la serie animata Clone Wars, che tra l'altro l'ultima stagione c'è le ultime 4 puntate che sono da brivido, fatte molto bene, le ultime puntate di Clone Wars che hanno chiuso proprio sul momento in cui era quasi in un apice. Mandalorian l'hai visto? Mandalorian sì, l'ho visto, è figo quello. Un bel prodotto, sì. È già un altro tipo di prodotto, un po' più come fosse un telefilm di una volta, no? Un episodio singolo, però ci sta, è veramente godibile anche The Mandalorian. Sì, poi l'ultima di Mandalorian è stupenda, mi sono emozionato. Però su invece i progetti più grandi come sono i film, non si sa perché chiamano il regista della Madonna, che però ti fa... è un reboot strano di quello che abbiamo vissuto prima.
Non sempre tutto quello che è passato è migliore, anzi molto spesso non lo è, però in quel caso lì non lo so, è difficile da giudicare migliore. Ad esempio uscirà per Amazon Il Signore degli Anelli, ma penso che sia su un'altra roba, sono andati a prendersi altre cose, non è che vai a ripetere una cosa che aveva già dato dei buoni frutti in passato, perché inevitabilmente ti metti a confronto con una certa fan base, un certo gusto del pubblico, e rischi di scendere a dei compromessi. Ecco, secondo me stanno scendendo troppo a compromessi. Speriamo nelle piccole serie che usciranno, quella su Obi-Wan, magari più figa. Chi lo sa, con Ewan McGregor, tra l'altro, no? Con Ewan McGregor, sì. Beh, quella potrebbe essere carina. Va bene, grazie mille su questa nota di speranza per il futuro delle produzioni legate a Star Wars. Possiamo forse... Io, tra l'altro, già ti invito come ospite dal vivo quando torneremo a fare stand-up di persona. Quando vieni a Roma, mi devi firmare il poster di Tintoria. Va bene. E basta, speriamo comunque di poterci rivedere. Sì, dovrete firmare piccolo. Fatti vedere, Daniele. Fatti vedere prima di... È vero, fatti vedere per una volta. Togli il casco, Daniele. Facci vedere il tuo vero volto. Assicuraci che sei bene. Non era un bot. Sì, esatto. Fammi vedere il tuo vero volto. Va bene, su questa nota lieta della mia somiglianza col morente Darth Vader o Darth Fener, chiudiamo la puntata. Grazie mille a tutti, grazie mille a tutte. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. No, non è partita la sigla. Fermi.